risultati concreti, perché poi quello che ci chiedono oggi le imprese, le aziende è concretezza. Alessandro parlava prima chiaramente di velocità, la velocità diventa fondamentale se unita alla concretezza, e questo è quello che ci chiede oggi il territorio. Il Consiglio Comunale di Verona ha da poco votato il documento del sindaco alla variante 29, un documento che è di adeguamento alla legge regionale 14 sul consumo del suolo e insomma, come sappiamo, ricordo, la legge regionale mira a ridurre progressivamente un eccessivo consumo di suolo. Veneto cantiere veloce, sono 3 parole che ognuna descrive molto, però vogliamo raccontare qualcosa di più in un anno davvero particolare in cui non si può perdere tempo. Non c'è dubbio, il messaggio principale è quello: abbiamo tutti bisogno di fare le cose in momenti eccezionali come questo in maniera veloce. Sappiamo che l'edilizia è sicuramente uno dei motori principali dell'economia. Non possiamo permetterci oggi le lungaggini burocratiche, da lì il progetto di legge depositato in Regione che semplifica le procedure di CILA, di SCIA, le varianti, e questo l'abbiamo visto con i professionisti ma anche con i comuni, tra cui il Comune di Verona, per cui praticamente l'iter in commissione è terminato. Evidentemente la prossima legislatura avrà un documento di legge con la volontà di chiuderlo anche velocemente, io direi entro la fine dell'anno, per far sì che diamo il via veloce ai cantieri e diamo una mano all'economia. Questo messaggio è fondamentale in questo momento storico particolare.